Stretta di mano tra coach Pino Sacripanti e Walter De Raffaele. Non sfrutta il blocco di Watt, serve però sotto con la schiacciata. Si innesca anche il numero 50. Parts in palleggio, si è messa anche però a difendere dopo quell'errore la Reyes. Qui però viene nuovamente imbeccata dalla penetrazione di McDuffie. Per Napoli si rialzano però Velic, anche lui in campo con il numero 8. Schiaccia a canestro con i razzi sotto le scarpe. Il primo possesso di questa seconda frazione è Oro Granata con Bramos che distribuisce per Vitali. Molto bene Venezia. Barco per Belica, si prende il tiro da 3 punti e questa fa male perché Venezia aveva difeso veramente bene. Se poi si tocca la testa per rimarcare il proprio errore, qui però recupera il pallone. Minuto di gioco del secondo quarto. Lombardi per McDuffie, sale a portare il blocco McDuffie in angolo per Velica sulla sirena, 3 punti ancora una volta Arnas Velica. Questo vale 3 punti, quarto di 7,75, rimbalzo lungo è per Venezia che dunque ha un extra possesso. Sotto poi Conut per Mitchell Watt. Barco in palleggio con una magia a superare, eccolo, sta a 3 punti, eccolo qua il canestro più bello del 2022. In palleggio contro Marini, chiude il palleggio, riesce in qualche modo a servire Nicolao, poi sotto per Martina Secodas, 5 a fila per lui dalle parti di Napoli. Si iscrive al tiro da 3 punti, alla gara del tiro da 3 punti anche di Nicolao. Mazzola, Vietti si ritrova la palla in mano, Belica praticamente da metà campo, sono 4 in fila le triple in questa partita. Nicolao preferisce penetrare, sbaglia a gas Uglietti per andare dall'altra parte e trovare un canestrone. Mazzola per Bramos, sotto per Watt, proprio contro Zerini. Eccolo. Canestro di Mitchell Watt che vale il sorpasso, che 7 rimbalzi e 4 assist. Sotto per McDuffie. Stiamo entrando nell'ultimo minuto di gioco, solo 3 punti a separare le due squadre. Sanders da 3 punti, pulito